Di sicuro, un dei paesi più bei, più suggestivi del nostro terreno è Mion. Mione parliamo, e è una frazione del comune di Davar, poggiata a 610 metri a livello del mare. Quando si passa io a base da stradone, a scio lo so campanelli, spiccia e infroio pezzi. L'antin davanti, a scio il biel palazzo, il palazzo dei Miccoli Toscano, con questo couvert di planellos verzi che salto fuori de fornage di felice di cella che li propri a chi abbassa. E voi siete proprio a chi, perché sorto paese a chiacchierare dal palazzo Miccoli Toscano, che ha una storia proprio interessante, che parte dal 1300, quando la in de Toscano, da chi ha venuto cognome, e è fuito per via di una grande pestilenza delle persone, che faceva morire un gruppo di gente. Fin da frutto, quando passavi te stradome a bas, mi domandavi qui calvarà avuto la fortuna di stare a quel sorto palazzo. Finché uno di meno di settembre io hai avuto proprio la fortuna di conoscere i suoi parenti, gentili, disponibili, gli ultimi discendenti della famiglia dei Toscani, arrivati in terreno del Toscano, come chi dicevi prima, dal 1348. Ecco, la storia interessante di questo inta si lasciato dal libri Applis, una storia dell'economia alpina in Carnia, editata dal Consorzio Boschi Carnici. Avevo scritto seti Furio Bianco, docente universitario a Udin, che Giorgio Ferigo, l'Unestri Storic Chiarnielli. Alberto Burgo Tostiam ha scritto un capitolo di questi libri, La famiglia Miccoli Toscano Applis. Ecco, dicono che intorno al 1300 era stata una grande immigrazione di famiglie toscane, che commercianti fiorentini ilavano per i mercati di Udine, Aquileio, Cividale e Spilimberg. Pensate che perfino Dante Alighieri si era fermato a Udine e si intintia che era lo furlam di quei teams al dijarà che speravano los famosos. Eructan ce fastu. Titolo che dopo la Società Filologico Furlano ha riprenduto al suo biel mensile.
Ente Boccaccio avevo parenti che facevano una merciadanza cividale e avevo ambientato uno storia in Friuli, l'avevo descritto così: paese quantunque freddo, lieto di belle e chiare montagne e di più fiumi. Buondì agli discendenti che sorto palazzi Miccoli Toscano, al signor Alberto Burgos. E buondì Gianna. Ecco, grazie di cuore dal buon accetto che non vi ho dato, io. E una giornata particolare, io e de mamma, perché il FAI, che è il Fondo Ambiente Italiano, al Davies per 2 giorni Saddam, io palazzo, le dimore, si direbbe, o i borghi più caratteristici a livello nazionale. Pensate che hanno giù 660 borghi a livello di tutta Italia. E sia chi a mio e vi ho che il privilegio, io sono veramente contento. Anna, ci dici? Sì, è veramente un privilegio stare qui, vivi qui e avere anche voi il FAI che nos venga a chiamare. Ecco, si interrende dopo anche la gioventù che fa da guido. Ecco, Anna è maritato, è originario di Furlanio. Sì. E gli è venuto su in Tiarnio, però par vecchio, sempre sommario, dicevo, la Tiarnio è bielo, in Tiarnio è bravo intelligente, che di solito hanno in un considero tutto, biado di scarpons e basta. No, Maria diceva che ieri sentivo per Furlanie, diceva che i Tiarniei sono più diversi, sono più svegliati, e secondo ieri era perché io tabassa era in tutti mezzadros e invece qui magari un tocco di terra piccola ma era da famea, era una ricchezza anche se piccola, e secondo ieri era questa la differenza tra bassa e Tiarnia. Ecco, alla io in Furlanio ero fittua, ero sciors e la Biadoin che lavoravo lattiero. No, voglio no, Anna, che ti di bosco, che spice boschi vin vuio. Sì. Alle mios di ottobre e l'esplosione di calore, l'ufau, l'upec con quel verpench, la smonza, e un rubo straordinario. E voglio no, ogni famè, ogni fo, chi diceva un viaggio. Io avevo un po' di bosco, un po' di prato e un po' di orto. Io avevo, c'è di vivi, ecco, da non dipende di nessuno, e che non ero poco. No, non era poco, anche perché il paron, Iuta Furlania, era proprio paron, fino alla fine della seconda guerra mondiale, cioè che mi contava mia madre che so pari, che era disin così il mezzadro più importante, là va a il paron e tornava con una polpetta platata da sacchetta per Sofia, per cui era proprio miseria. Realtà dei tristims, ma di là che è di Furlania originario. Sì, mio padre è di Tarcinte, mia madre di Gonars. Hai capito? La Basso Furlano. La Basso Furlano, sì. E come sentiamo la Tiarnio. Allora, Alberto, io veramente con piacere ho letto libri che, come vediamo, Applis, una storia dell'economia alpina in Carnia. In Dulac avevo scritto il docente universitario Furio Bianco, Triestima, un gran amor per Tiarnio, l'unestri storiche Noleati Giorgio Ferigo, in Dulac l'ha scritto Alberto Burgos. Gli ho letto con tanto interesse, 2-3 viaggi libri. E mi sono domandato dal 1500 anni di storia di questo Ind che ha fatto grandosi rubos, però dicerai che ha dato lavoro in dal puesto e ha valorizzato le risorse dal puesto senza stravolgere l'ambiente. Sì, è così. Io non favelli furlan, perché mia madre era furlana, mio padre piemontese e io sono nato a Genova.
quindi parlo italiano. Però è venuta qui in Chiarnia, dove sta 12 mesi Adam, sempre a sua mio. Sì, ormai da tanti anni siamo qui, mia moglie ed io, e veniamo da Firenze, ma non rimpiangiamo assolutamente, qua si sta troppo bene. Sì, la famiglia ha una storia, la famiglia Micoli Toscano, quella di mia mamma, è una storia lunga di cui non abbiamo tutte le notizie. Probabilmente a metà del 300, quando c'è stata la peste che ha decimato tutta l'Europa, 20 milioni di morti, probabilmente sono scappati dalla Toscana come altri e sono venuti al nord dove l'aria e l'acqua fredde probabilmente tenevano lontana la malattia. E pian pianino, forse sfruttando diciamo, una certa abilità di commercio tipica dei toscani, dei fiorentini, hanno messo su una piccola impresa boschiva, anzi prima hanno messo su un'osteria, che va sempre bene. L'Allegreccia. Sì. Tutto un titolo. Sì, era qua in mezzo al paese, adesso non c'è più naturalmente, poi si sono dati all'attività boschiva e lentamente ma con continuità hanno ampliato questo lavoro, hanno costruito all'inizio del Cinquecento una grande vecchia casa qua davanti, di cui adesso rimane solamente un pezzo, e poi all'inizio dell'Ottocento hanno deciso di fare un salto di qualità e di quantità e hanno abbandonato la vecchia casa, che era una tipica casa carnica, grande perché la famiglia era molto numerosa, e hanno costruito questo palazzo, diciamo, di tipo veneziano, e il Palazzo è il nome che qua in paese, in vallata, è rimasto alla casa. C'è molto che hanno fatto fortuna la famiglia dei Tostiams in Chiarnio. Io dal so gli articoli e iet, attività creditizia praticando un tasso di interesse al 5%. Le comunità indebitate concedevano in appalto lo sfruttamento dei boschi. Nel primo guerra mondiale, l'uscini Giuseppe Samassa dal mio paese, così è veduto des liberos dal mio comune di Forse da Vuatri, aveva domandato formente per popolazione in miseria e in cambio la vostra famiglia dava legnam. Ecco, anche in team di miseria che sto famiglia è audat la popolazione attor attor. In cambio di legname riportavano in Carnia ingenti quantità di olio, vino e frumento. Come ancora oggi attestano i capaci granai, la vasta cantina e le 3 enormi pile di pietra del Palazzo Mione. Ecco, dopo i podarin vedi, dice al nostro operatore Celestino Vezzi, che le pile in pietra, no, una diventarono bellissimo fontano, che dopo la podara riprendi, e che esatto due spiccioli e sono diventati vas di rojos. Ecco, prima Alberto Burgos aveva avuto in mente quando era uno stario a Chiamium. Ero già a metà del 1600, in là che Elena Toscano gestiva l'osteria l'Allegreccia per smerciare i prodotti importati dalla pianura. Ecco, vedevo oltre, io ero veramente all'avanguardia per quei teams. Insomma, Alberto, la famiglia Tostiams, ingegnosità, spirit imprenditoriale, attività agricolos, forestals, boschivos. Ecco, perché lo bosco è un grande investimento, un buon mercato a Venezia come carpenteria urbana, oltre al suo arsenale. Ecco, il 55% di proprietà dei Micoli Toscano era costituito dai Pascions e avevo comprato la casera di Vallinia, Montefortia, Monte Novarza fino a Montpieltinis e Colgentile.
A che teams lo carico de Berdio, la Berdio sarebbe il complesso malghivo, casero, e non la che allodiavo las bestios, come si dice malghe, però la Berdio alle pi biel. Ecco, e venivo dal paese di Luvin, da Viei, da Vai, da Lestia, Vace e Clausio. Io tostiam se ero anche parons de mondi in avanzo, lassù il monte avanza, soro il mio paese. Ecco, e volevo tornare a sfruttare i minerali de zona da Vierto dal 1440 per diversificare il commercio. Ecco, io gli ho portato al di ciò che lui l'ha scritto. Però mi viene a pensare, ero veramente all'avanguardia di sfruttare, di valorizzare le risorse dall'uomo. Sì, diciamo che imprenditori capaci, abili, ma con molto rispetto per la gente e per la terra. Per cui, ad esempio, come si diceva, dal Friuli, dalla Bassa, portavano su appunto formenta, vin, vueli, che qua naturalmente l'olio non c'era, e questo era un beneficio per tutti, nel senso che c'era bisogno di questi prodotti, ovviamente, ma costavano, e il trasporto da parte della famiglia di questi prodotti, che venivano poi usati come anche retribuzione, era un modo per, come dire, legare la comunità. Quando è stata costruita la casa è stata impiegata molta manodopera locale, e questo è stato utile per le condizioni economiche. Insomma, la famiglia da una parte faceva ovviamente i propri interessi, ma con molta attenzione alle condizioni della gente, al modo di vivere del paese, e soprattutto poi il bosco. Il mio bisnonno, nella sua lunga vita, è morto nel 1916, ha piantato, non di persona, ma con gli operai, con i boscaioli, centinaia di migliaia di piante. Si calcola dalle 7 alle 900.000 piante, quindi un grosso lavoro per la famiglia, ma anche per la terra. Questa qui viene denominata Palac, perché tutto là in da mium il dice non la chiesa dei Tostians, tu Palac dei Tostians. Però mi ero notato che si chiama Malga Palac, la Berdio Palac, è uno che ora di voi ho citato tra Sauros e la Berdio di Losa. Sì. Ecco, e che ha che nome Malga Palac. Parvio che è stato fatto con la stessa architettura dal Palazzo Miccoli Toscano di quel che viene di fronte, non in forma più ridotta, e ieri cubierto di lastros di Piero che danno più solennità e costruzione. E io ho avuto la fortuna anni fa di conoscere l'ultimo fedar di Malga Palazzo, che era Pietro Marin, che sta a Caiù a Luvint, e che mi ha contato di questo Berdio di Palazzo. Lo riguarda, al riguardo di questo fedar? Sì, diciamo che io ho scoperto questa malga da bambino. Abbiamo fatto una lunga camminata col Gentile e dintorni, e io ho visto questa casera, dice, ma è uguale alla nostra casa, e mia nonna mi ha spiegato che appunto era stata fatta in qualche modo con occhio al palazzo, e era un modo abbastanza simpatico, diciamo, originale per ricordare che c'era un legame tra la casa e la casera. Alberto, ciò che colpisce un calvema chi a mium è questo biel stallone così chiamato, un'architettura spontanea, sì, ma anche con un certo raffinatezzo. Io portai in tof ben lavorato a Piero, con ponto e maciul, la lindo bombado in fier batut, fatta a mano che dai nostri faris, e con un rubo che veramente a chiappo
Lucor. Ecco, denti e sono la strisios di chiavai, cornice e decorazioni in piero lavorato a mano. Ecco, inferriate in ferro battuto scurinlari, che hanno resistito 170 anni. Il tetto, ardita architettura, lavoro di carpenteria speciale, robustezza e elasticità, superando il terremoto del 1976. Così scrivevo tra quei libri che ha fatto il Consorzio Boschi Carnici. Il legname fu tagliato in Cercenà di Losa, a 1700 metri nella conca di Sauris. Un vecchio di Mione, Luigi Fedele Giorgis, racconta che suo nonno partecipò all'opera. Fu costruita una teleferica d'acqua e le operazioni di trasporto furono complesse e durarono varie settimane, con la perdita dei 2 bui che tiravano il possente carnico. Ecco, se mi viene a pensare che l'osa è un gruma chin de vodi che sto smons, il legnam di sicuro più ad alta lì, più pregiat, più fuarta lì. Ecco, l'ingegnosità di questo int e questo stiasos non ci sono motos col terremoto ringraziando il Signore. Ma sì, come si diceva, il tetto della casa, o meglio la struttura interna che sorregge il tetto, è ancora quella originale e il legname appunto è stato cercato in tutta la carne, alla fine è stato trovato nella conca di Sauris, che è là dietro, quindi la strada che va su, che noi qui chiamiamo stentaria, fa capire quanto è ripido, difficiltoso. sì. E tutto il viaggio, il trasporto è stato molto complicato, faticoso, ma si è rivelato necessario per trovare il legname adatto. Gli scuri di questa casa sono stati ridipinti da me, dai miei figli e da altri ancora, ma sono quelli originali e quindi il legname giusto, il larice giusto lo sapevano trovare e usare bene. Ma si pensi, 170 anni, la spurtelos, che voi è duro 30-40 anni al massimo. Ecco, siete il legnam di Bosch di Alto Mont e siete anche tagliata con le fasi dell'unos adattos. Sì, certo, l'esperienza, diciamo, tradizionale dei lavori svolti dai Menaus da secoli si sommava poi a una certa innovazione tecnologica, nel senso che magari poi ne riparliamo, la famiglia, l'azienda boschiva Micoli Toscano aveva anche una segheria a Fondovalle, in Naplis, e il bisnonno, quello di cui si parlava prima, il mio bisnonno, quello che ha effettuato il più grande rimboschimento artificiale, era anche un esperto in fatto di taglio del legname grezzo e aveva studiato, comprato e modificato una macchina per tagliare che in parte ancora esiste in Naplis, proprio per dare alla lavorazione del legname, tagliato secondo le fasi di luna, ma poi lavorato nel modo più avanzato per l'epoca. Ecco, io ero intelligente e sapevo come trattare il legname, ero al che c'è. Quindi la denti, a me piaceva di dosperavlos e sono masso bielos. Questos pieros contenitori di ont, di vueli, a cecco ventavine e las vias metudos uno degno con la collocazione. Piera da Onta, il nome dice tutto, ce n'erano appunto di varie misure con i loro coperchi di legno e servivano a tenere lo strutto o comunque il grasso animale necessario per l'alimentazione. Quello più grande appunto adesso è stato spostato, è diventato la fontana perché se Dio vuole abbiamo da qualche anno il frigorifero e l'olio commerciale. Ma
sicuramente c'era sempre attenzione al diciamo, si combinava, diciamo, la praticità delle cose con la bellezza. Ecco, di un pensiero enti esplanelos vernigiados a mam. Ecco, io ho avuto la fortuna di conoscere l'ultimo che ha fatto la Splanelos, Stefan Felice di Cella di Davar, che stom veramente avevo detto al che c'è che la tradizione era attaccata dal 1600 e ti attavo io che sto splanello soro la Fontano e te cuviers de Tiarnio soro tutta al vostro biel palazzo veramente avevo detto straordinari di ingegno e di intelligenza un viaggio. Sì, Cella aveva varie fornaci che purtroppo poi nel corso degli anni hanno chiuso, però ci sono alcuni abitanti di Cella e di Ovaro che da anni hanno raccolto testimonianze, manufatti e hanno, diciamo, fatto riscoprire a chi abita la vallata questa tradizione. La tegola verde è sempre stata usata come decorazione, al massimo nei campanili, nelle chiese. Usarla per la tegola verde per ricoprire una casa era una novità, diciamo. Non sappiamo chi ha avuto l'idea, ma certamente ha contribuito a rendere questo cubo bianco, perché la casa, diciamo la verità, si vede, si fa vedere, ma non è bella. È imponente. Il tetto verde ha dato un tocco di colore, di allegria, se vogliamo, e ancora le tegole naturalmente sono sempre quelle. Purtroppo quando d'inverno si rompono eccetera abbiamo il problema di trovare la sostituzione, che non è possibile perché le fornaci di Cella hanno chiuso, ma insomma le ruberemo in qualche chiesa. Ecco. E come l'indente dal palazzo, Pascu Viergi, la sbieleccia dal palazzo. E sin entrats dal palazzo, in un che salon plen di ritratti di personaggi che gli hanno dato lustro a chi a questo chiaso. Ecco, io c'è che mi è stato in vis alle Don Giobatta Crosilla, Alberto, nasciuta al 1614 e morta al 1698. Ha vissuto a lungo perché temps. Sacerdote mercante, tre generosi lasciti al comune di Mione, ha lasciato 3.000 ducati per le messe festive nella chiesa del paese e di istruire ed educare fanciulli e fanciulle da 6 a 12 anni. Ecco, aveva un vuole di riguardo anche per l'inscuolamento di gioventù. Sì, addirittura durante la guerra in una stanza, in quello che vedremo, che era l'ufficio, lo scrittoio come veniva chiamato, è stato per un certo periodo di tempo è stata fatta lezione ai bambini delle elementari e in ogni caso c'era attenzione appunto alle esigenze, diciamo, dei bambini per l'istruzione e anche per la salute, ad esempio. In ogni caso però questi personaggi che vediamo nei dipinti non hanno mai abitato questa casa, abitavano nella vecchia e gli ultimi, appunto Don Giobatta e suo fratello, sono stati quelli che hanno avviato la costruzione del palazzo, ma appunto non ci hanno mai vissuto.
Ecco, dopo vimenti Don Floriano Miccoli, alla data che sto chiaso un gruppo di Priadis, nasciuta dal 1750, all'era d'arte Curio, avevo fatto carriera, perché teams. Dopo poi il nome diventa Fra Angelo, che si chiamava Lorenzo, morto nel 1654, che si ritiro dal romitore di Raviei, e che sapete che Raviei era un romitore, un tentativo di ginnasio, di scuola di ginnasio per gioventù dall'OC. E dopo non posso dismentare Luigia Miccoli Toscano. Era nasciuto dal 1845, femmino energico che condivide con l'uomo Andrea Linussio i movimenti politici austriacos e ottenne Garibaldi, pensate, e lui permesso di firmare col suo nome io sia proclamas che io stesso scrivevo per diffondere gioventù Tiarnielo l'amor per patrio, per esistere uno femmino unico. Sì, è una donna energica che a un certo momento lascia Mione e la famiglia originaria per sposarsi a Tolmezzo, e era subito, diciamo, entrata in contatto con gli ambienti patriottici, risorgimentali, addirittura faceva dei viaggi in Piemonte, tornava nascondendo nelle cotole, fra le sottovesti, eccetera, i proclami garibaldini patriottici. Gli austriaci non dormivano, l'hanno adocchiata, arrestata e diciamo deportata in Austria, non l'hanno messa in prigione per riguardo essendo una donna, però viveva di fatto agli arresti domiciliari ed è stata liberata pochi mesi prima di morire, stava ormai male e gli austriaci hanno avuto un momento di generosità e hanno permesso a questa donna di morire a casa vicino ai suoi figli. Comunque grande energia e brava, insomma. Femmenos Tiarnielos. E dopo avevo un ospite di riguardi, facevo un salto storio, Augusto della Carnia Fedele. Dal 1926 Umberto di Savoia arrivò in Tiarnio e al Duarra Mion, oro di vuio, un ottargo, allo riguardo con questo speravolos. In questa pace divina di cieli e di monti, sosto ospite Augusto della Carnia Fedele. Ma l'umarangon dal paese Isidoro Giorgis aveva fatto 10 misuro in poco tempo. Sì, allora il principe ereditario fa un giro, diciamo, nelle zone della prima guerra mondiale, viene ospitato qui. Naturalmente la famiglia era ben lieta perché era, diciamo, di tradizioni anche conservatrici, monarchiche, e quindi è stato un avvenimento per la famiglia, per il paese. Io sono molto repubblicano, ma insomma vabbè, è venuto questo personaggio. Mia mamma mi racconta, lei era una ragazzina, era emozionatissima perché il principe, per scherzo, per simpatia, le ha fatto fare un breve giro di valzer e c'era il problema dell'altezza di questo signore, 2 metri quasi, i carnici naturalmente erano molto più bassi, insomma in una giornata all'improvviso il falegname, molto bravo, si è visto costretto a costruire una prolunga, insomma ad adattare un letto, tremando di paura perché dice se sbaglio il figlio del re, però Umberto ha dormito benissimo, insomma. T'è entrato a diestro dall'atrio, i chiatin che sto bielo stanzo, tutto affrescato, e il seminato veneziano, una rarità perché teams, perché era tutto un rubo fatto a mano, e poi vediamo uno barconetto e vediamo bielo mobilio con tanti libri mastro, in là che vignevo segnato la giornata di lavoro degli operari dal bosco, Tessio e Tetiam.
Sì, questo era chiamato lo scrittoio, ma di fatto era l'ufficio in cui si teneva la contabilità, si avevano tutte le mappe, il libro, i vari libri mastri. Questi materiali adesso fanno parte dell'archivio, che è molto cospicuo, ma che non sarebbe stato possibile sistemare qui. In soffitta, in un locale adeguato, abbiamo raccolto queste vecchie carte, e sono tante, e appunto in qualche modo qui c'è l'atmosfera, forse addirittura adesso è più allegro, nel senso che c'è meno lavoro quotidiano, insomma, quindi però questo insomma è stato il cuore finanziario importante della famiglia, e come succedeva a suo tempo, casa e lavoro erano la stessa cosa. Qua c'era l'ufficio, di là c'era la cucina, quindi casa e bottega erano la stessa cosa. E vi inventi la barconetto in là che gli operaris vignevo a ritirare i pezzi. Sì, dietro c'era diciamo un contabile che svolgeva tutte le operazioni di pagamento degli operai o dei fornitori, la riscossione di vendite di legname e altre attività. Era un luogo diciamo nascosto ma fondamentale. Alberto, dopo vi ho chiacchierato di Mons, di Bergio, chiacchierando di Bosch. Di Bosch era uno grande risorso. Ecco, Applis citato Dondio Ludeam, a base di Mion, al garantivo la forza motrice dei macchinari e la possibilità di fluidazione, che sarebbe slamenado, di fronte alle bauche, di là dal lago, di là dal Deam, che era un sbarramento artificiale dal 1700. Era la stuo, là che partivo l'ulegnam con le chattos, che sono le zattere, per arrivare a Tigiano e dopo cui si lava Vignesio. Ecco, di fronte a Applis, come diceva in citato Bausch, l'etimologia dal nome. Bauhaus, che vuol dire casa da lavoro, scuola di arte, edilizia e architettura. Ahì pensai che era l'umulin del 1500, che lei seppur al va a elettrico, 4 sieo, segherie, uno cervonero, che coventavo per officino dal Fari. Il Fari accoventavo per come dallas lamos de sios e rifaiu dinchi. Andero per fivo una stazione di puesto, un peston per claps, un laboratorio di marangon e 2 locandos. Pensai c'è Vito Fiervin cuero. Ecco, disin che lo Bosch a che teams era il 35% di proprietà del Miccoli Toscano, de Zono. E legniam per l'Arsenal, per snavs, per facciar vome legnos da bruciare. Io Bosch vignevo tagliato senza criteri fin dal 1492, quando vignese si rincontra dal pericoloso stato di degrado del territorio di monte, mettendo in pericolo il delicato equilibrio idrogeologico, così è proibito tagliare i roveri e a tos plantos senza una speciale licenza dall'Arsenal. Ecco, però i Miccoli Toscano hanno tenuto in considerazione il rispetto dal bosco, lo valorizzavo, i tagliavo chi avevo da tagliare e se no lasciavo lo novellà. Sì, bisogna dire che Venezia, che pure diciamo, era padrona di terre non sue, terre friulane, aveva una grande attenzione diciamo, al problema dello sfruttamento sensato, corretto del bosco. E in qualche modo questa famiglia non solo rispettava le regole, ma se le era comunque date da sé, proprio perché lo sfruttamento intensivo era contrario al principio base, che è quello che il bosco deve durare nei decenni, nei secoli, non può essere una risorsa da sfruttare al momento.
Applis era il cuore, diciamo, del processo produttivo. Il bosco è su in montagna, il legname arrivava lì, veniva fatta la prima lavorazione e poi, appunto, come si diceva, l'acqua serviva per le zattere, per il trasporto e, diciamo, questa piccola Bauhaus, anche se poi il nome è stato trasformato in Bauhaus, ma insomma, come dire, in questa vallata c'erano alcuni centri importanti di lavorazione, non solo del legname, ma con tutte le attività collaterali. Si diceva il fabbro era indispensabile perché la lama del manarin o della siea doveva essere riparata, eccetera. Entrin per questo bielo cugino che è lì lo cuore del palazzo, Alberto. C'è che colpisce appena che tu entri os denti lo gran seglar in piero nero, lo pic dei chialders, cui chialders in ram. È veramente un spettacolo. Sì, diciamo che questo è davvero l'ambiente più bello della casa ed è quello che è rimasto più intatto, a parte ovviamente l'elettricità, era sostanzialmente così che si viveva. Grande locale perché la famiglia era molto numerosa, naturalmente il fogolar con la panca intorno come in tutte le case carniche, più grande forse, ma insomma la funzione era la stessa. Invece dell'orrenda televisione o dei social network ancora più orrendi, si stava qui, si chiacchierava, ci si raccontava storie e non manca poi, come dire, l'attenzione di conservare i rami, ad esempio, che un tempo, adesso sono un oggetto estetico, ma un tempo servivano dal punto di vista pratico, soprattutto per quanto riguarda l'acqua. Tanti chialders per andare a prendere l'acqua in piazza, come facevano tutti, solamente che qua i secchi erano più numerosi perché più forte era l'esigenza di avere acqua. Comunque... Ecco, il fatto dei chialders da lago parlo prantiaso, ma la ierobleazza teni lago dei chialders in caso di Fox, perché fin dal 1700 las tiasos ero cubiertos in stram, ero normos un grum severos a cui non al trasgredivo. Sì, anche qui bisogna dare atto a Venezia di aver diciamo, amministrato con attenzione, con intelligenza. Quindi la regola di avere in ogni casa un tot di contenitori, di secchi per l'acqua in caso di incendio era una norma di grande buonsenso, di grande utilità, anche in una casa che non era di legno ma che comunque poteva, come questa, poteva comunque andare a fuoco. C'è che mi colpisce Alberto sul seglar e sono gli chialdins in ram. Non ero termosifons, non ero mis di riscaldamento, e ero per temperare, per sclippiludiet. Sì, questi scaldini ovviamente non erano raggruppati come sono adesso, erano distribuiti nelle varie stanze ed era l'unico modo per dormire senza morire di freddo. Di fatto questa, come ripeto, tutte le altre case carniche, era il posto in cui si viveva perché era l'unico locale riscaldato.
Nell'ufficio c'era una certa stufa, ma diciamo chi abitava la casa e non ci lavorava e basta, trovava in questo fogolar l'unico momento di calore, di comfort, diremmo oggi. Disin che il fogolar coventavo anzi in devor parfima fumulala purcino, parce che i mettevo des spurtelos a questo perché non si fumulas tutto la sala. Sì, il focolare è fatto in modo tale che da una parte sembra quasi una specie di teatro, perché è introdotto da una struttura che gli dà appunto l'aria di una scenografia, ma dall'altra questa forma era dovuta al fatto di poter chiudere il focolare rispetto al locale in cui si mangiava per affumicare i salami, il formaggio, la ricotta, quello che è, senza affumicare anche i cristiani. Un'opera d'arte di questo cugino Alberto Alè Luspolert, firmato Galvani. Sì, era adesso purtroppo non è in funzione, dopo il terremoto si è incrinato all'interno, non è più utilizzabile, ma quando io stesso ero bambino qualche volta veniva acceso, nel senso della cucina economica, dello Spolert. La cosa interessante è che oltre a essere un tradizionale modo per cucinare, il fumo della combustione, prima di arrivare alla canna fumaria del fogolar grande, passava diciamo all'interno, e il fumo caldo poteva consentire di riscaldare i cibi, non di cuocerli ma di riscaldarli, e soprattutto consentiva di avere l'acqua calda. Un lusso incredibile in una casa che, come tutte le altre, non aveva servizi igienici. I secchi di vario tipo erano i servizi igienici di un tempo, e quindi avere l'acqua calda, ma attenzione, non è solamente un problema di comodità, era anche intelligenza ecologica, diremmo oggi. E te gran palazzi, te grandi ostiasos, non potevo mangiare la biblioteca. Sì, in realtà questa era sala da pranzo che veniva usata raramente perché appunto si mangiava, si viveva nel cucinone. Negli anni parte della casa è cambiata e questa stanza l'abbiamo trasformata in biblioteca con i libri nuovi e con quelli più vecchi, quindi diventa un luogo particolarmente a cui io sono particolarmente affezionato. Allora si arriva dall'alto, si arriva in cantino, parvedia un atto maraveo, tutto un travamento, fis, perché io palmente ero in Piero e accoventavo sostenere rubo fuori. Sì, essendo tutto il piano terra col pavimento di lastre di pietra, occorreva un rinforzo notevole
e stranamente rispetto alle modalità di costruzione di un solaio normale, qui le travi sono praticamente attaccate l'una all'altra e quindi c'è una capacità di sopportazione del peso notevole. Comunque la cantina aveva il compito di cantina, ovviamente, ma di raccogliere anche materiali di lavoro oltre che prodotti, e in parte è rimasta com'era. Il sito attim tar uno stanzo che c'è un panorama unico, per non dire che sono le stendos in lim e chianaipo mettuti coltati a chi tal puesto. Sì, questo era un salottino, diciamo, che non aveva un'utilità pratica se non quella di stare in una stanza da cui si poteva vedere tutta la vallata e francamente è un panorama molto molto bello, insomma, quindi un luogo gradevole per un panorama più che gradevole. Las tendos qui che las avevo cucidos oltre 100 anni fa. Non tutte, ma gran parte le ha fatte il mio bisnonno, quello che ha rimboschito mezza Carnia ed era un bravo ingegnere meccanico per quanto riguarda le macchine di taglio, ma era anche evidentemente un appassionato di ricamo e faceva molta invidia alle donne della famiglia perché lui era più bravo di loro. E dato che Vuio è l'aggiornato dal FAI, Fondo Ambientale Italiano, per il primo viaggio l'Uppalaccia si mette a disposizione dei enti cui che vignerà a chi. E vin per fin las guidos già preparados, e vin studenti tiarniei. Allora, tacchin con... Maite. Ecco, tu sias de Capital de Chiario, tu sias da Tumiet. Sì. E c'è tu scovier di Biel, perché spalaccia, che sarà stato il primo viaggio in tu che tu vignevi. Sì, è stata la prima volta, l'avevo visto solo esternamente in passato, però è stata una bella scoperta vedere come è dipinto, come sono fatti i soffitti e come anche è arredato ancora da molti anni. E vin Tommaso, l'unico poema, Tommaso da Giui, Iulium Carnicum, io c'è famoso. Tommaso, e partecese voludì arrivare a questo stupendo giornato da Tom, perché spalla. Diciamo che è stato strano e bello, io dico che comunque in un posto avendo perduto magari come il paese di Mion, hanno un posto così bello che si dà fa invidia a tutta la Chiarnia, insomma. E quindi sì, è stato bello che queste bellezze qui dal mese di tante altre stiase e io dico che comunque è cambiato pochissimo dal 1700-1800 hanno dei documenti, hanno di tutto, insomma, è tutto ben conservato e è sempre bello riscoprire anche queste robe virgini magari al pubblico come voi. Un prestigio per Nestro Chiarnio. E dopo i vim? Ludovica. Ecco, Ludovica da Trep di Chelati Canal. Ludovica, te ci hai colpito di che palazzi, che paesi, di questo mondo. Tu hai avuto la fortuna di dormire e tu sei passato qui, come lo principe Umberto dal 1925. Beh, io questa giornata la vedo come una grandissima occasione per valorizzare il nostro territorio e questa casa sono felice di presentarla perché è davvero molto bella e molto grande e basta.
E tu sei proprio contento di essere qui, invidendo di Vignamio. Eh sì, con un po' anche di ansia. E ovviamente Giulia è di Davar, finalmente uno dal puesto. E mi diceva Alberto che è stato suo studente un gran bravo. Beh, a lei è un onore che Giulia anche per te a presentare questo magnifico puesto. Come vedi quando è un via vai, per fortuna che tacco arriva a vedere questi bielecci. Per te, ti hai colpito di più dal palazzo dei Miccoli Toscani? Sicuramente la imponenza di questo bellissimo palazzo che ogni buon'ora hai la fortuna di io di appena che verci barcons da camera perché lo hai esattamente davanti. Ma di dove sito allora di Clavaias, di Liaris? Lengion. Ci spiegherai tu ai visitatori giù dal palazzo, c'è che ti piacerà di più contare? E voi facerai la guida in tedesco, quindi sarà un'opportunità per me di mettere in pratica ciò che impari tra i banchi di scuola. A tu fai il liceo linguistico di Tumic. Ecco, noi vi detto tu? Anch'io. Il liceo linguistico. Classico, liceo classico. Classico. Ecco, come che vi veduto la gioventù di Arnielo e è ben misquelato, perfino col tedesco. Allora siamo venuti al plan soro del palazzo. Ecco, a si respiro profumo dei tristims. E io per fin lo camarlim, cemut che i facevo un viaggio che un cassavo dentro il muro. E Alberto, perché questi affrescos particolari dedicati al bosco? Questa era la stanza di mia nonna. Poi ci hanno dormito anche i miei figli con cui ci raccontavamo storie del bosco. Non è ben chiaro chi ha voluto affrescare in questo modo. Fatto sta che è venuta fuori una cosa di non particolare pregio artistico, ma molto carina, interessante e abbastanza singolare nell'avere una serie di paesaggi abbastanza diversificati, perché c'è il lago, c'è il bosco, c'è il sole dell'avvenire qua dietro, insomma è una stanza che ha un suo fascino, ecco.
Ecco, prima di arrivare sul dal, che è un altiplam, insieme dal plam sotto, che è un sorto archivi. Sì, qui abbiamo negli anni passati raccolto le tante carte dell'azienda più che della famiglia, riordinate non del tutto ma abbastanza, e qui è tutto questo materiale che dalla metà del Settecento ci permette di ricostruire tutta la storia della famiglia, dell'azienda, ed è materiale prezioso perché difficilmente si trova, almeno nelle zone montane, un archivio completo che dà la possibilità di ricostruire il lavoro del bosco soprattutto. E grazie anche a collaborazioni di Gilberto Dell'Ost. Gilberto Dell'Ost, amico e valentissimo studioso, ha in buona misura riordinato lui con grande capacità e perizia questo prezioso materiale. Donne di servizio o altre persone che scrivevano. Ma dai! E abbiamo conservato. Ma va là, Anna è rimasta con la signora, fino ai giorni addietro eravamo cioè la signora Facchini Vicenza, io e il diario di Sì. Carle, ma dai, dal 54. C'è chi dice Facchini. qua si fatica soltanto, c'è chi dice che bel posto. Ma dai, beh, bien, e qui è discussione che due. Padre e figlio, questo è il famoso Luigi, il ricamatore. Ma dai. Lui è stato anche presidente della provincia di Udine, Gianni Micoli Toscano, un personaggio importante. Sì. Però si vede altro tipo Altro di stile? Sì. Questa qui più alla buina, lui più signorile. Sì. Lui sì che qui si è vestito per bene. Per fiesto. Sì. Allora Alberto finalmente si arriva sul Dalt, insomma, ma veramente è un'architettura spontaneo unico dal genere. Diciamo che qua c'è tutta la capacità di lavorazione del legname, di un altissimo livello di carpenteria. Queste non tutte, perché alcune sono state sostituite, ma queste sono le travi di cui si parlava prima, che vengono appunto dalla vallata di Sauris. E naturalmente da Cercenat. Sì, nella conca, diciamo, in vari punti hanno preso del legname strepitoso e poi hanno dato vita a questa struttura che ha contribuito notevolmente col terremoto a tenere salda la struttura di tutta la casa. Diciamo che oggi lavori come questi difficilmente si fanno. E si può vedere che legnam non è né carolat e che è stata fatta squadrata mancula lado, che si occa non è perfetta, forse perché l'ha resistuto. Ma diciamo che alcune travi per forza hanno dovuto essere sostituite, ma nell'insieme sono state lavorate nel modo più efficace per rendere il tetto sicuro, solido e non deve essere stata un'opera facile, insomma.
E per questo meraviglioso cornice del palazzo, e si attima qui sul uno bielo lindo in fier e in lem, con un panorama unico, podim vedere la Chianevato, lo cogliams, da chi a Scioctualios, Mieli, la Gligio di San Giorgio, Comegliams, dopo i vim qui sotto davar, i vin Liarios, e Clavaias, che è veramente un presepio di frazione, no? E dopo Zoncolan e Arvenis dall'altra parte. Anna, stata al palazzo, venite Furlanio di solito e sono i chiarnieri che vanno in Furlanio. Finalmente viene un'inversione di tendenza. Ci vuole dire vivi, insegnare e lavorare in Chiarnio. Allora, intanto i frutti da Chiarnia sono i frutti come avere di essi. Io ho avuto un professore una volta che mi diceva che per via di son frutta alle san bisogna chiedere i genoi. Se i genoi sono fruiati vuol dire che il frutta alle san. E per fortuna in Chiarnia sono anche frutti che vanno a tor, che vanno sugli arbui, che zuin. C'è molto che avere di giù un frutto, che non sono mosiarati dentro con computer e vonda, televisione e vonda. E il peccato è che sono un po' nonnos che partono a tori frutti, per cui tanti viaggi e viot che non conoscono neanche la loro terra, la loro monzi, gli animali, i nons dagli arbui, e che è un peccato, però bisogna fare conto con la vita che è come. Io mi sento privilegiata, perché vivo in questa casa, con questo panorama ogni giorno, è un privilegio. Certo è che io sono privilegiata perché sono una famiglia di Cumò e se voi di là Udine a Trieste o c'è o coi, hai la macchina e voi io. Vivi qui per una femmina soprattutto 50-70 anni fa era sicuramente una fatica enorme, anche una solitudine probabilmente grande. Cumò, con la vita di Cumò, essere qui è veramente una roba grande. Io sono grata di poter vivere qui parte della mia vita perché è un posto eccezionale e ti dà la chiesa ma anche l'ambiente attorno ti dà un senso di dilatazione del tempo, di come che tu vedi più vita di vivi. È una sensazione che io provo soprattutto a stanza da biblioteca dentro. È proprio una stanza che mi dà questa idea di vivere completamente la vita. Ecco, la ringrazio di cuore che sto sbielo speravo, che forse noi chiarni non si rendono conto del biglietto che vive. Per me è un'ammirazione e fameo dei piccoli toscani di 500 anni fa, che hanno saputo con il loro ingegno, con la loro intelligenza, valorizzare, non di sfruttare i boschi, valorizzare i boschi, valorizzare i pascioni, le sbergios. È veramente un riconoscimento perché davo dal lavoro e dal posto e che vince pensare e ci rifletti ai teams che stiamo a vivi voi. Sì, sicuramente. E questa è una roba che è restata a me perché per esempio, non sai se Alberto ha detto che l'idea da casa gioiosa, della chiesa d'Ongia la Glesia, era in realtà un'idea soprattutto da mamma di Alberto e l'aveva pensata come può spartiatarsi dal paese, ma può spartiatarsi per le femmine del paese, perché l'osteria era poi per i maschi. Quindi fino all'ultima generazione questa inta ha cercato di fare algo per la sua inta. Sicuramente era in brauros da posizione che avevi che era arrivata a raggiungere da tutta questa ricchezza che avevi, però si sono sentiti sempre leati alla indichi. Ecco, e con questo noi ringraziamo anche la nostra televisione, Videotelecarnia, che ci ha dato l'occasione di entrare stiasos in Chiarnio, di Furlanio, e di far conoscere le meraviglie di questo palazzo, sperando che la individuo ci rifletti della realtà che viviamo. Grazie a voi.
pam 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 para pam pam pam.